Le nuvole ci accompagnano mentre da Asiago ci dirigiamo verso Trento. La meta è la Malga Larici di Sotto, situata in località Larici, a pochi chilometri da Cima Portule. Saliamo abbastanza in alto. La Malga è situata a 1625 metri sull'altopiano di Asiago, circondata da boschi di larici, una conifera ad alta quota. La posizione gode di una vista panoramica ed è anche un punto di partenza per escursioni nella parte alta dell'altopiano, verso Cima Portule, Campo Gallina e Meatta. La struttura è rivolta a sud di fronte al Monte Verena, affacciata su un prato che digrada. Sul Monte Verena si trova l'omonimo forte da cui è partito il primo colpo di cannone della Prima Guerra Mondiale, esploso alle 4:32 del mattino. Giungiamo nel tardo pomeriggio, sono le 17:30 e la famiglia Frigo si sta mettendo all'opera per iniziare con la mungitura serale. Ci accoglie la figlia della titolare, Sara, che ci invita a muoverci liberamente fra le strutture. Accediamo quindi in sala mungitura, dove il titolare, Roberto Frigo, fa entrare le vacche a gruppi di 4 su ognuno dei 2 lati della sala, quindi versa del mangime su ogni postazione che funge sia da integrazione al pascolo sia da elemento di distrazione per l'animale. L'operazione di mungitura non è quella tradizionale a mano. Ormai anche le malghe non provviste di energia elettrica sono dotate di sistemi di mungitura automatizzata, come è il caso di Malga Larici, che usufruisce di un gruppo elettrogeno attivato appositamente per la mungitura. Il procedimento è molto preciso e accurato, affinché vengano rispettati i parametri di igiene e le vacche siano preservate dal rischio di infezioni e mastiti. Le mammelle infatti vengono dapprima pulite, poi vengono applicate le tettarelle che, delicatamente, imitando la poppata, estraggono il latte. Una volta terminata l'estrazione viene applicato un disinfettante di colore rosso, anche lenitivo per la mammella, che al pascolo è continuamente esposta agli agenti atmosferici, quali il sole o la pioggia, che tendono a scleporarne la pelle. Una parte del latte è destinato ai vitellini che vengono separati dalle madri. Alessandro, il fratello di Sara, provvede a dargli da mangiare tramite dei secchi dotati di tettarelle di gomma. Le vacche da latte qui in Malga Larici contano 67 capi, di cui la maggioranza è composta da frisone e pezzata rossa, insieme a qualche esemplare di bruna alpina. Dopo la mungitura, gli animali si distribuiscono nel prato tutto attorno alla malga, ruminando quieti e osservandoci un po' a distanza, fra l'intimorito e il curioso. Alcune vacche hanno un nome, quelle meno timorose che si lasciano accarezzare. La mattina inizio molto presto. La famiglia Frigo è già attiva dalle 5. Il gruppo elettrogeno viene acceso e nei locali torna la luce. Fuori ha inizio un chiarore debole, soffuso dalle nubi che divorano il prato alle primissime luci del mattino. È l'ora della seconda mungitura, la mungitura del mattino, che assieme al latte della sera precedente servirà per fare il formaggio. Il latte della mungitura serale si trova nella vasca di affioramento in cui ha riposato tutta la notte. Sulla sua superficie è risalita la parte grassa, la panna, che forma come una pellicola gialla. Allora, adesso con questo attrezzo che si chiama spanarola stiamo togliendo appunto la panna, e la panna che toglieremo la useremo per fare il burro, mentre il latte lo porteremo a temperatura, poi quando arriva il latte fresco della mattina inizieremo la produzione del formaggio e verrà scaldato e messo il caglio e fatta tutta la lavorazione.
Il latte rimasto nella vasca di affioramento viene versato nella caliera di rame assieme al latte appena munto. Il latte delle due mungiture viene portato alla temperatura di 37 gradi, ideale per l'inserimento del caglio. Nell'attesa, la panna prelevata dalla vasca viene inserita nella zangola o burcio in dialetto e viene messa in moto per la preparazione del burro. Il burro è pronto nella zangola, ma contiene ancora del latticello, risultato dal processo dello sbattimento della panna che viene eliminato mediante 3 o 4 lavaggi in acqua. Presenta una consistenza cremosa e un colore non ancora molto giallo, dovuto al fatto che le mucche hanno appena cambiato alimentazione dopo l'inverno passato in stalla e l'alimentazione deve convertirsi del tutto, affinché le sostanze ingerite tramite le erbe del pascolo conferiscano un colore giallo al latte. Il caglio è lo stomaco del vitello da latte essiccato e poi lo troviamo in polvere così e si acquista così. Ne viene messo un cucchiaino che sarebbe 5 grammi ogni quintale di latte. Noi stamattina abbiamo circa 7 quintali di latte, quindi ne metteremo 7 cucchiaini, viene sciolto nell'acqua e poi aggiunto nel latte, mescolato e dopo circa 20 minuti abbiamo la coagulazione e avremo la nostra cagliata. Il latte è ormai coagulato, è ora di procedere alla cosiddetta rottura della cagliata. Roberto effettua il primo taglio grossolano con la spanarola utilizzata per rimuovere la panna di affioramento. La seconda rottura esegue, invece, un taglio più fine. Questo attrezzo serve per rompere la cagliata più finemente. Nelle lavorazioni di stamattina che stiamo facendo l'asiago d'allievo, la cagliata viene rotta a chicco di riso, mentre quando si fa l'asiago pressato viene lasciata più grossa e viene lasciata circa a una grandezza di una noce. Viene quindi inserito il fuoco. Adesso abbiamo finito di rompere la cagliata e iniziamo subito con il fuoco. La lavorazione viene portata fino a 47-48 gradi centigradi, così che si cuoce la cagliata e continuando sempre a mescolare poiché non si attacchi sul fondo. Una volta pronto viene inserito nelle forme messe in frescura a riposare su tavole di legno fino al giorno dopo. Quindi si procederà con la salatura. La salatura noi la facciamo tramite salatura a salamoia, ma può essere effettuata anche in salatura a secco. Il formaggio, una volta fatto, viene lasciato riposare una giornata e si dice riposato in frescura e poi alla mattina seguente viene messo in salamoia e viene lasciato per una settimana con una densità del sale del 18% in una soluzione acquosa. Dopo aver fatto il formaggio, le attività della malga non finiscono. Ci sono miriadi di lavori da poter fare, come ripulire i pascoli e le zone abitate dalle erbe infestanti. Il taglio delle erbe infestanti è un obbligo previsto nel contratto di affitto della malga. Bisogna tagliarle perché così si tiene in ordine il pascolo e non continuano a crescere, ma tagliandole una volta essiccate le vacche le mangiano e così non lasciano i semi e non ricrescono nell'estate successiva. È l'ora di andare. Salutiamo il frigo e la giovanissima Sara, convinti che fra pochi anni sarà una malgara a pieno titolo e promettiamo di ritornare. Risaliamo in macchina, pronti per ripartire verso l'altro versante di Asiago.